Buona serata a tutti dall'ippodromo del Savio di Cesena. Cominciamo la riunione con una corsa per 4 anni riservata ai gentleman. Sono 7 al via. 1 Bufera Spritz, Otello Zorzetto, 2 Buongiorno Dipa, Giuseppe Leanza, 3 Bisante Bar, Matteo Zaccherini, 4 Bimbo di Mille Zanichelli, 5 Beatrice Dor, Michela Rossi in sostituzione di Ciro Ciccarelli, 6 Briganti Zac, Nicola Pirozzi, in seconda fila 7 Brest CL, Filippo Esposito. Stacco della macchina, l'errore di Briganti Zac mentre ha perso tanto terreno Beatrice Dor. Va davanti Bufera Spritz con Bimbo di Mille che cerca di accodarsi nella sua scia, poi in terza posizione Giuseppe Leanza con Buongiorno Dipa. Poi Bisante Bar e Brest CL, primi 200 metri in 14,3 con Bufera Spritz, la leva di Andrea Sarzetto che percorre la prima parte di gara a buon ritmo, ora cerca di ridurre un po' il ritmo, viene fuori un 29,3 per i primi 400 metri, si avvicinano gli altri, Bimbo di Mille seconda alla corda, mentre vediamo Matteo Zaccherini prendere la scia del largo, ma viene anticipato da Buongiorno Dipa che esce a sua volta, quindi costringe in terza ruota Bisante Bar, intanto 45,4 per i primi 600 metri, passaggio davanti alle tribune, sembra in vantaggio Bufera Spritz, Bisante Bar ripiega nella scia di Buongiorno Dipa mentre cerca anche di uscire Brest CL dalla corda, lasciando ancora in terza ruota Bisante Bar a cui sta venendo corsa molto dura, intanto sempre in vantaggio la figlia di Inaglo con all'esterno Buongiorno Dipa, Bimbo di Mille sempre secondo alla corda davanti, affiancato da Bisante Bar, chilometro in 1,15,2 dopo il 15,2 della curva, Bufera Spritz ancora in vantaggio su Buongiorno Dipa, stenta a tenere un po' il contatto Bimbo di Mille, Bisante Bar ripiegato nella scia di Buongiorno Dipa, retta di là percorso in 14,6, ultima curva, sempre in vantaggio la figlia di Inaglo con Otello Zorzetto, Buongiorno Dipa sta prendendo fiato nella sua scia mentre gli altri sembrano far fatica, siamo a poco più di 200 metri dalla conclusione, sempre in vantaggio Bufera Spritz su Buongiorno Dipa che si ripropone, ultimi 150 metri con Bufera Spritz sempre in vantaggio, attaccata da Buongiorno Dipa, ultimi 100 metri ma è ancora sicuro in vantaggio Bufera Spritz che viene a vincere, secondo posto per Buongiorno Dipa, al terzo è ancora Bimbo di Mille su Bisante Bar. 2,58 il tempo totale, 1,15,8 la media al chilometro, 31 però l'ultimo quarto, la vittoria di Bufera Spritz, Otello Zorzetto per il training di Andrea Sarzetto, la scuderia Valle Falconera. Quindi rivediamo lo stacco della figlia di Inaglo che vince con sicurezza in corso di testa alla prima di Cesena.